Sempre più bassanesi scelgono la cremazione, una pratica che, numeri alla mano, interessa oggi oltre la metà dei defunti nel nostro territorio, costretti però ancora a rivolgersi a Vicenza, Padova o al Veneziano. È chiaro che quest'area necessita di un forno crematorio, magari anche con una sala del commiato, con una struttura un po' più ampia che possa dare spazio anche a persone che non si rivolgono al rito cattolico nel momento dell'addio, ma a altre religioni oppure a un momento di tipo laico. Ma prima di pensare alla creazione di un forno crematorio, bocciato qualche anno fa in quel di Angarano, è opportuno, sostiene Poletto, che i sindaci prendano una posizione comune. È il caso di parlarsi tra sindaci, coordinarsi, perché intanto ci possono essere comuni interessati a ospitare eventualmente una struttura di questo tipo oppure no. E tra i comuni interessati è evidente che una se ne farà in quest'area, quindi non ha senso che poi ci sia una concorrenza tra un comune e un altro per volerla fare. Insieme i primi cittadini sono chiamati a valutare anche l'area in cui realizzare la struttura, che dovrà essere la più idonea a servire un intero comprensorio. Dal mio punto di vista, ma è anche punto di vista condiviso anche dagli altri, è evidente che dovrà essere un'area facilmente raggiungibile, perché parliamo di una fruizione di persone che vengono da un'area molto vasta, provincia di Vicenza, provincia di Padova, provincia di Treviso, anche in questo caso un'area pedemontana che potrebbe essere interessata a una struttura di questo tipo. Quindi la raggiungibilità pratica e veloce è un primo criterio. Al momento sarebbero due le ipotesi al vaglio degli amministratori, che collocherebbero il forno a Bassano Sud o ai confini con Romano de Zelino. Quasi certo invece l'affidamento dei lavori ai privati. Rispetto all'idea che magari qualche anno fa è stata proposta di un project financing, oggi ascoltiamo soprattutto proposte di finanziamento esclusivamente privato. Poi, per carità, non mettiamo limiti.